Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Corto corto. Salotto di Mao. Allora signori e signori, benvenuti qui al Salotto di Mao al Po 18. Fate una mano, è bellissimo, grazie. Che accoglienza, mi state facendo emozionare. Noi dicevo, siamo qui al Po 18 per registrare questo podcast che insomma invitiamo anche coloro i quali ci ascoltano da casa, da Spotify, iscrivetevi perché ci sono un sacco di puntate e un sacco di personaggi e di storie da scoprire. Anche quest'oggi chiaramente non vi faremo mancare sia le storie che la musica. Cominciamo subito con l'attualità, perché abbiamo qui un musicista che tra qualche settimana sarà protagonista di uno degli eventi, dei festival che ci sono a Torino quest'estate. Stiamo parlando del 2 Days. Signore e signori, un applauso per Anthony Sasso. Benvenuto Anthony. Grazie Mao, grazie a tutti e un saluto a chi ci ascolta. Allora stasera sei accompagnato dal tuo prode produttore, come potrei dire, il maestro Alberto Moretti, un grande applauso anche a lui. Maestro di scuola, sì. Benvenuto. Allora lo annunciamo subito, poi lo ripeteremo anche alla fine perché dobbiamo ricordarlo, il 25 d'agosto. Quindi. 25 d'agosto saremo ovviamente full band, non come qui al salotto, tranquilli in acustico con le chitarre. Lì ci saranno appunto gli arcangeli con le trombe. Per fortuna suoniamo in questo festival così importante a Torino e siamo contenti, siamo molto felici. Ricordiamo che tra l'altro è una data gratuita, quindi basta soltanto prenotarsi. Non so cosa vuol dire effettivamente in che modo, ma insomma far capire che ci siete, insomma. Io vengo. Ok. Anch'io credo. È chiaro. Stasera le facciamo un po' come sono state create, ecco, insomma, con una chitarra, un po' tanta fantasia. Io a questo punto comincerei magari a sentire che cosa ci vogliono regalare qui i nostri musicisti, perché stiamo parlando di un disco importante, il tuo primo disco solista, Anthony, che è uscito dopo tante cose che hai fatto. Ricordo che adesso che tu sei stato comunque uno e c'era questo duo Anthony Laszlo, diciamo tu eri uno dei due perché eri Anthony, l'altro era Laszlo. Sì, esatto, anche se ogni tanto ci scambiano la gente per strada, infatti è anche per quello che mi sono tagliato i baffi. Quindi hai suonato anche come polistrumentista, quindi anche come tastierista con i Ministri, sei stato in tournée con loro? Sì, suonavo la tastiera, suonavo anche la chitarra con loro, sì, e poi io anche con Andrea Laszlo in giro con il suo progetto, ho fatto il tastierista, tamburellista, ho fatto un po' di tutto, corista. Il corista. E poi finalmente hai deciso di fare un tuo album solista, di registrare un tuo album solista con le tue canzoni, che sono tante, perché io ho scoperto che anche tu sei uno. Abbiamo un archivio abbastanza vasto, ovviamente io poi vado a scemare, le cose vecchie le lascio stare, prendo le cose nuove a cui sono più legato, però ci sono tanti pezzi, almeno 150, 160, adesso non lo so. Senti, allora stasera che cosa ci fate ascoltare come primo brano d'apertura? Allora, come primo brano di apertura possiamo farvi ascoltare direttamente Musica, che è la prima tracks dell'album, che si chiama appunto Musica, e oggi sarà in versione un po' più Pino Danielo. Signori e signori, abbiamo qui Sasso, questa è Musica al Salotto. Proprio perdendo la testa, sarà che sto fumando troppo, l'abitudine non l'ho mai persa.
Sarà che mi sto torturando, continuare a pensare al futuro. Sarà che sono stato troppo tempo a pensare di essere nessuno. Ma la musica, musica, musica scorre nelle mie vene. Musica, musica, musica per farci ancora stare bene. Musica, 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 ascolta il ritmo del tuo cuore. Musica, musica, musica per farci sognare, per farci sognare. Strano periodo mi viene spesso da svenire, perché mi tengo tutto dentro, non riesco più a comunicare. Giuro vorrei con tutto il cuore riuscire ad aiutare mia madre, ma lei non vuole farsi aiutare, dice che sono io a dovermi curare. Ma la musica, musica, musica viene sempre in mio soccorso. Musica, 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 ricordi senza alcun rimorso. Musica, 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 ciò che sono sempre stato. Musica, musica, musica mi ha salvato. Mi ha salvato. Musica, 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 musica. Farci sognare. Per farci sognare. Grande, grande Anthony Sasso, però su Spotify dovete mettere Sasso, musica, perché sennò viene fuori di tutto. Non possa fare a caso tuo. Ma certo. Adesso non so, il prossimo brano sia un brano un po' religioso che hai in mente di fare, però sarà sempre, diciamo, da questo tuo album musica, immagino, e sarà sempre un brano che poi andrai anche a suonare il 25 d'agosto al Festival 2Days. Questo è un brano molto religioso. Ah, vedi, Si chiama Aquila. Non so se è religioso o spirituale, forse. Spirituale. Forse. E, appunto, era una così. Vi siete mai sentiti persi totalmente? Hai voglia. Ecco, quando ti senti perso totalmente, a volte succede anche che ti guardi e dici: wow, è fantastico in realtà, sto volando sopra tutto, proprio come un'aquila.
E questa era la metafora di questo pensiero così profondo che ho scritto. No, è partita così e poi vediamo come va a finire. Signore e signori, Anthony Sasso, questa è Aquila. Perdersi nella realtà, soffia forte il vento sopra la città, la luce dei lampioni sembra un Luna Park, si muove, mi cattura dentro un vortice che precipita. Verità, dove sei? Dentro qualche confessione intima, luce che ti sfiora nell'eternità, voli sopra il cielo come un'aquila, come un'aquila. Io non sono io, sono solo quello che gli altri credono. Immagina se il mondo rotolasse via, c'è l'universo intero che ci guarda ormai e ci giudica. Perdersi nella realtà, soffia forte il vento sopra la città. Immagina se il mondo rotolasse via, c'è l'universo intero che ci ascolterà per un attimo. Troverò dentro qualche confessione intima, luce che ci sfiora nell'infinità, voli sopra il cielo come un'aquila, come un'aquila.
Yeah, Anthony Sasso, questa era Aquila e insomma anche questo brano fa parte appunto dell'album Musica che verrà presentato, lo ricordiamo, il 25 d'agosto al Today's Festival. Siamo qui a registrare questo podcast sperando che insomma di poter dare ancora più visibilità a questo evento, anche perché Anthony, già che sei lì adesso suonerete a questo festival, però mi sembra di comprendere, ma questa poi la giro anche a Serginio, che in realtà poi per un certo tipo di musica che ormai non è, diciamo, come dire, quella specie di cumbia, reggaeton che va tanto a Sanremo, diciamo per la... No, si chiama Afro Trumbal. Afro Trumbal. Ma perché c'è, diciamo, è un genere. Un genere, Afro un Trumbal. genere. Vabbè, a parte, diciamo, questo Afro Trumbal, per il resto, diciamo, della musica. In realtà, Conferma Vito Miccolis che ce l'abbiamo qui in sala, che salutiamo. Lei conosce l'Afro Trumbal? Certo, certo. Ho un problema serio, appunto, non ci sono più gli spazi per fare musica. A Torino i locali sono sempre più DJ settati, diciamo, ormai dal punto di vista anche giovanile per quanto mi riguarda, perché poi io un'età ce l'ho, quindi insomma frequento anche posti dove si balla e tutta una serie di cose, però insomma la musica dal vivo andrebbe valorizzata un pochino di più. Adesso per fortuna, insomma, speriamo che queste nuove leve, diciamo, dell'organizzazione riescano veramente a creare degli spazi dove poter condividere di più, come una volta appunto si condivideva anche di più in televisione, in radio, adesso non più. La prossima canzone è l'unica Afro Trumbal del disco. Ah, ce n'avete anche voi una Afro Trumbal? Si chiama Aria. Beh, abbiamo bisogno ultimamente di parecchia aria. Signore e signori, hanno bisogno di aria, ce lo cantano Anthony Sasso. Di ciò che è reale, di poche parole, di mille carezze, dolce e calmo respiro, inspiro ed espiro, mi libero in volo. Aria, la testa per aria, il cuore per aria, il mondo per aria, bisogno di aria. Vidi e scaccia il dolore, ascolta il tuo cuore, ascolta il respiro, apri le porte al destino, non sarai più sola, ti starò vicino. Aria, la testa per aria, il cuore per aria, il mondo per aria, la vita per aria, il cielo per aria, rimango per aria, bisogno
Grazie. Bravi, questo è Anthony Sasso, mi raccomando, se andate su Spotify, Sasso, l'album si chiama Musica, non mettetevi a cercare Anthony Sasso. Scherzo, no, Questo è uno scherzo, è una canzone credo degli anni del 70, 79, Non lo so. Comunque l'abbiamo scritta da poco, esatto. Sì, l'hanno scritto Nel 69. sono belle queste cose qua, ma adesso noi ascolteremo questo grande esperimento, questa grande esperienza con Anthony Sasso. Ai Caraibi, ce ne andiamo ai Caraibi a mangiare crostacei e non tornare indietro più. Ai Caraibi, ce ne andiamo ai Caraibi, più lontano dei tropici e non tornare indietro più. Ah, com'è bella la festa! Ah, com'è bello stare solo insieme a te! Ah, sento aria di festa! Ah, io e te ai Caraibi, ai Caraibi, ai Caraibi, non tornare indietro più. Ai Caraibi, me ne vado ai Caraibi a mangiare crostacei e non tornare indietro più. Ah, com'è bella la festa! Ah, com'è bello stare solo insieme a te! Ah, sento aria di festa! Ah, ce ne andiamo ai Caraibi, ai Caraibi, ai Caraibi, ai Caraibi. Ah, mamma! Ah, com'è bella la festa! Ah, com'è bello stare solo insieme a te! Ah, sento aria di festa! Ah, da Torino ai Caraibi, ai Caraibi, ai Caraibi, ai Caraibi, da, da. Non ce la faccio più. Ma sentite aria di festa da Torino ai Caraibi, questo è un meraviglioso, come dire, augurio, diciamo che È un augurio. che noi sentiamo, che siamo qui tranquilli. Anzi, ma tanti augurio. tanti auguri, Tanti auguri. che ormai così non facciamo torti a nessuno, è neutro. No, dicevo, questa è una canzone che viene fuori da Black Moquette. Black quindi, Moquette, questo un album. grande album di Mao, insieme a, si può nominare? Ma sì, dai, stiamo Insieme a scherzando. Marco Castoldi. Insieme a Morgan, questa è La sensazione che mi dai, suonata da Anthony Sasso e Alberto qui al Salotto. Vai! La sensazione che mi dai, la sensazione che mi dai quando mi fai quello che vuoi, la sensazione che mi dai tu la ignori. Mi ci è voluto un po' di tempo per piacere un po' a me stesso e te lo dico adesso, sono sincero, non sono un duro e tu lo sai, non sono puro e tu ci stai per davvero.
sono capace di applaudire, di stupirmi e di svenire per davvero. Per davvero, per davvero, per davvero, per davvero, per davvero, adesso sono sincero. Corto, corto. Il salotto di Mao.